Amici viaggiatori, ben trovati, nuovo appuntamento con Viaggiando Viaggiando, sempre alla scoperta dei luoghi più belli vicini a casa nostra. È Verona protagonista in questo appuntamento, andremo alla scoperta della chiesa di San Pietro Martire o San Giorgetto, come la chiamano tutti i veronesi, e poi nella seconda parte invece andremo a visitare il Museo di Storia Naturale. Tutto questo è molto alto tra pochi istanti, subito dopo la sigla. I veronesi la conoscono come chiesa di San Giorgetto, il vero nome però è San Pietro Martire. Oggi iniziamo questa nostra avventura alla scoperta di Verona città, assieme a Tatiana Cassini, rappresentante di Legambiente, parlando proprio di questa chiesa sconsacrata. Sì, questa è la chiesa di San Pietro Martire, costruita nel 1283, circa 8-9 anni prima della più grande chiesa di Sant'Anastasia che è qui a fianco, proprio per permettere durante i lavori di costruzione di Sant'Anastasia di poter celebrare le messe e svolgere funzione di aggregazione sociale. E una volta poi che l'altra chiesa è stata costruita ha perso un po' la sua funzione, è diventata una cappella privata ed è passata un po' di mano in mano fra i vari veronesi. Sì, una chiesa molto importante specialmente per quanto riguarda gli affreschi. Sì, all'interno c'è un ciclo nominato dei Brandeburghesi, di alcuni cavalieri provenienti dalla zona del Brandeburgo che si sono installati qui a Verona e che l'hanno presa come cappella privata e hanno appunto iniziato un ciclo di affreschi all'interno. Degli affreschi parleremo nello specifico fra pochi istanti, quando andremo appunto a scoprirli assieme. Perché Legambiente si interessa di salvaguardare una chiesa come questa? Perché c'è un progetto a livello nazionale che è attivo ovviamente anche qui a Verona, che si chiama Salva l'Arte. È un progetto di promozione, valorizzazione e salvaguardia di luoghi come questi che sono un po' al di fuori del circuito insomma, nazionale, internazionale dei turisti, e che però comunque è importante perché fa parte della storia della città. Legambiente e Verona, diciamo che arte, cultura, storia e natura in una città come Verona vivono un connubio veramente molto interessante. Sì, siamo abbastanza attivi, diciamo, come associazione e ci interessiamo ovviamente soprattutto, insomma, l'importante è l'inquinamento, il problema del traffico o i rifiuti eccetera qui a Verona, però insomma siamo sempre molto attivi nella città, con la cittadinanza, insomma, vicini alla cittadinanza. Anche perché è una città che offre appunto, oltre al centro storico, proprio a pochissimi minuti la possibilità di andare al lago, di andare in collina, quindi una possibilità, noi parliamo sempre naturalmente sempre dal punto di vista turistico, di un aspetto appunto di scelta a 360 gradi. Sì, esatto, e quindi comunque diciamo non ci limitiamo solamente al settore centro storico, ma abbiamo anche dei progetti che poi si ampliano nella Lessinia, a Valpolicella, o comunque delle campagne per l'inquinamento delle acque del lago e anche comunque nella provincia di Verona, insomma abbiamo diversi circoli anche in provincia e sul lago. Quindi Legambiente è molto presente a Verona e in tutta la provincia, ma a questo punto direi di andare a scoprire assieme questi affreschi. Bene,
Tatiana, parliamo di questi affreschi, abbiamo già accennato qualcosa all'esterno, le persone che entrano qui in questa chiesa sono subito colpiti dall'affresco grande che si trova nella parte superiore, però forse la parte più interessante è questo ciclo di affreschi che si trova invece nella parte inferiore. Sì, è appunto il ciclo di cavalieri brandeburghesi che ad un certo punto nel 1354 sono arrivati a Verona al seguito di Cangrande, e Cangrande, per ringraziarli dell'aiuto ricevuto durante una battaglia, gli ha proprio donato questa chiesetta. Loro l'hanno fatta diventare la propria cappella privata e hanno cominciato a inserire i propri defunti lungo tutto il perimetro della chiesa e soprattutto hanno iniziato ad affrescarla. I primi affreschi sono proprio questi che abbiamo alle spalle e sono appunto del 1354 e raffigurano il cavaliere inginocchiato che viene presentato da alcuni santi alla Vergine in trono. Il ciclo di affreschi segue il medesimo schema in tutti gli affreschi della chiesa e poi vedremo anche magari qualcun altro di questi. La cosa particolare che mi dicevi, le peculiarità, è che c'era anche una parte inferiore dell'affrescata. Esatto, l'affresco era appunto composto da una parte inferiore e una parte superiore. Nella parte inferiore, che oggi è andata quasi completamente perduta, doveva essere rappresentato il cavallo con le effigie, insomma, dei cavalieri, quindi l'elmo, lo scudo, eccetera, con i colori della famiglia, e al di sopra invece appunto la presentazione al cielo per ricevere, diciamo, la pace eterna. Una cosa che mi ha colpito appena siamo entrati è che ci sono questi segni un po' su tutti gli affreschi, come mai? Sono delle picchettature perché dopo il 1803 questa chiesa è stata completamente ricoperta da uno strato di intonaco e per permettere a questo intonaco di aderire perfettamente alla parete sottostante erano proprio necessari questi buchi, diciamo, che servivano da punto di appiglio. E dopo fortunatamente sono stati riscoperti questi meravigliosi affreschi ed è tornata, diciamo, in parte del suo splendore. Ci spostiamo da quest'altra parte per andare a scoprire assieme forse il protagonista, quelle persone che quando entrano non possono non vedere. È un affresco che risale al 1800? 1500, 1510-17, è un affresco di Falconetto, pittore veronese e importante comunque qui a Verona, conosciuto soprattutto come architetto, ma diciamo che ci ha lasciato anche diversi affreschi. Questo è l'ultimo che farà prima di partire da Verona e poi non farvi più ritorno. Cosa ha rappresentato? È un'allegoria dell'Annunciazione dove ogni elemento, ogni animale, ogni struttura architettonica, ogni elemento inserito vuole andare a rappresentare un qualcosa un significato particolare, tutti riconducibili o alla Verginità di Maria o comunque alla Chiesa Cattolica. Bene, ritorniamo invece alla parte inferiore di questa chiesa. Abbiamo parlato della parte principale, della parte sottostante, però io noto che ci sono anche tutta una parte di affreschi, anche un terzo livello, se così possiamo definirlo. Esatto, diciamo che la fascia floreale superiore è stata la prima cosa affrescata, i primi affreschi eseguiti nella chiesa sono stati, e invece la parte degli scudi, la striscia con tutti gli scudi, sono proprio questi scudi di questi cavalieri brandeburghesi, insomma, indicanti proprio le famiglie di questi cavalieri, insomma, con un'iscrizione anche al di sopra dove appunto questi cavalieri istituiscono una messa perenne per il loro santo protettore, che è appunto San Giorgio. Voi come Legambiente tenete aperta questa chiesa perché venga appunto visitata da tutte le persone che vengono qui. Vogliamo dare già delle informazioni di servizi ai nostri telespettatori, degli orari, quando si può venire a visitare e così via? Certo, allora innanzitutto vi dobbiamo dire che la teniamo aperta grazie comunque a una convenzione che abbiamo con il Museo di Castelvecchio e con l'assessore, insomma, alla cultura, che ci permette di poter tenere aperta questa chiesa, e noi siamo qui ad aspettarvi dal mercoledì al venerdì dalle 14 alle 18 e invece il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e poi dalle 14 alle 18.
Bene, abbiamo dato delle informazioni di servizio, però qui dietro c'è anche un cortile molto molto bello che direi di andare a vedere e scoprire. Andiamo. Tatiana, questo cortile adesso ospita il Conservatorio di Verona, noi però ci siamo soffermati per parlare della parte retrostante della chiesa. Esatto, qui dietro ci sono delle tombe di famiglie ovviamente veronesi, che però l'importante è stato che ci ha permesso comunque di dare una datazione precisa della costruzione della chiesa. Soprattutto diciamo la più importante è quella su cui siamo al di sotto dell'arco, che è quella di Guglielmo da Castelbarco, che è stato uno dei finanziatori delle chiese e che ha deciso proprio di farsi seppellire diciamo nel luogo più visibile dai veronesi. Ci siamo spostati dalla tomba di Guglielmo da Castelbarco qui alle Arche Scaligere e di nuovo troviamo dei monumenti funebri posizionati in alto. Qui dietro abbiamo quello di Can Grande e poi comunque ci sono gli altri monumenti degli altri componenti della famiglia costruiti ovviamente successivamente e è il complesso funerario diciamo gotico più importante poi della città di Verona. Periodo storico? Siamo attorno al 1350-54. Io personalmente non avevo mai visto delle costruzioni, delle tombe praticamente fatte così in alto. Come mai questa cosa molto particolare? Ovviamente per una questione di visibilità e per dimostrare il potere della famiglia nella città. Dovevano essere molto visibili da tutti e ognuno ha scelto diciamo, il posto preciso per essere sepolto. Diciamo che è stata una specie di ripicca allora da parte della famiglia Scaligere. Sì, un po' non volevano essere da meno di Guglielmo da Castelbarco che aveva deciso di farsi seppellire in alto e loro ovviamente dovevano recuperare il terreno perduto. Tatiana, io ti ringrazio per arrivato il momento della nostra prima interruzione pubblicitaria, ci vediamo tra pochissimo. Seconda parte di Viaggiando Viaggiando, ben trovati a tutti i nostri telespettatori, sempre Verona protagonista in questa puntata. Adesso andiamo assieme alla scoperta del Museo di Scienze Naturali. Con grande piacere trovo il direttore del museo che mi sta aspettando, che ci parlerà di questo che è un museo veramente molto importante sia dal punto di vista nazionale ma anche internazionale. Giuseppe Minciotti, appunto come dicevamo, direttore di questo museo. Facciamo un attimo una piccola presentazione. Dunque, questo sicuramente è uno dei, come ha detto lei, uno dei più importanti musei italiani. È un museo che è organizzato su 4 sezioni, si occupano di geologia, paleontologia, zoologia, botanica e preistoria. Oltre alle attività delle sezioni, come museo curiamo attività didattiche e abbiamo una fornitissima biblioteca. Le attività didattiche sono rivolte ad adulti e a bambini, organizziamo attività per le scuole e organizziamo attività anche in occasione di eventi eccezionali. La biblioteca è molto importante, abbiamo 30.000 volumi e 140.000 estratti. Abbiamo una biblioteca centrale qui e altre 2 biblioteche che sono nella sede staccata di questo museo presso l'ex arsenale militare, dove sono ospitate le sezioni di botanica e la sezione di preistoria. Il museo è importante a livello mondiale soprattutto per le collezioni del sito paleontologico di Bolca. Qui abbiamo la collezione più importante del mondo,
9.000 reperti, 670 reperti esposti, una esposizione temporanea con gli ultimi ritrovamenti, perché il museo fa anche ricerca e facendo ricerca prosegue le attività di scavo presso la pesciara di Bolca. Oltre a queste attività fatte nell'ambito della paleontologia sono anche importanti le collezioni zoologiche. Le collezioni zoologiche assommano circa 3 milioni di esemplari. Per dare un esempio della ricchezza di queste collezioni sia da un punto di vista scientifico ma anche da un punto di vista storico, abbiamo organizzato proprio in questi giorni, in occasione delle giornate italiane del patrimonio, una esposizione temporanea che durerà fino a gennaio o febbraio, una esposizione temporanea di esempi di collezioni che noi abbiamo qui, collezioni non esposte, non visibili normalmente nella parte espositiva per il pubblico. Quindi un po' una chicca, un'occasione da non perdere questa. Sì, senz'altro è un'opportunità in più. Questo museo è già di per sé stesso molto ricco di offerta e questa piccola esposizione che abbiamo fatto non è grandissima, sono 4 vetrine, però dà un saggio di quello che è la potenzialità e quelle che sono le collezioni, come si dice, le collezioni nascoste, quelle che non vengono esposte ma che hanno un'importanza fondamentale per la ricerca. La cosa secondo me molto interessante, lei l'ha già accennato, voi fate molta ricerca, quindi vuol dire che questo è un museo vivo, un museo che integra di anno in anno, e tra l'altro fate anche delle pubblicazioni che sono riconosciute, appunto lo dicevamo anche prima, a livello internazionale. Certamente, noi abbiamo collane editoriali che pubblichiamo con una certa regolarità. Recentemente, proprio la scorsa settimana, abbiamo presentato l'ultimo nostro lavoro editoriale, è il catalogo ragionato dei ragni del Veneto, una pubblicazione molto importante dal punto di vista scientifico. Diamo delle informazioni di servizio e poi naturalmente entreremo nello specifico e visiteremo qualche sala. Orari d'apertura, quando è possibile venire a visitare? Tra l'altro parlava prima anche di alcune attività didattiche, quindi secondo me è molto interessante anche per le scolarezze. Il museo è chiuso il giorno di venerdì. Negli altri giorni, dal lunedì a giovedì, è aperto la mattina e il pomeriggio, il sabato e la domenica è aperto il pomeriggio. In occasioni e in eventi eccezionali il museo ha degli orari di apertura maggiori, però sono legati ad eventi particolari. Iniziamo la scoperta di questo museo, siamo in una parte particolare, la parte definita degli scavi di Bolca. Mi trovo con Roberto Zorzin, conservatore, ma cosa principale, direttore degli scavi. A Bolca è una parte che adesso magari andremo nello specifico a localizzare, perché comunque sono ancora in atto degli scavi, ma andiamo con gradi. Questa parte del museo. Ci troviamo nella cosiddetta sala di Bolca, in cui appunto sono raggruppati ed esposti i principali e più importanti reperti fossili provenienti da questa località. In realtà le località sono due, ed è la Pesciara e il Monte Postale. Da secoli, diciamo dalla seconda metà del 1500, a Bolca sono scavati e recuperati importanti reperti fossili. Tuttora, nel 2011, sono in corso scavi sia sul Monte Postale che in Pesciara da parte del Museo Civico di Storia Naturale di Verona. Quindi un museo che continua ad arricchirsi tutti gli anni. E qual è il periodo storico che risalgono questi reperti che vediamo in questa sala? Allora, l'età di questi reperti è di circa 50 milioni di anni. 50 milioni di anni fa su quel territorio esisteva un antico mare chiamato dagli specialisti il mare della Tetide, che era un mare di tipo subtropicale e tropicale in cui la vita era molto lussureggiante. Diciamo, come abbiamo già accennato, sono ancora in corso degli scavi attualmente, quindi un museo vivo che si incrementa, diciamo, tutti gli anni. Gli scavi sono in corso anche perché una delle particolarità di Bolca, che differenzia Bolca da altre località fossilifere presenti nel mondo, è appunto nel fatto che ogni anno gli scavi portano alla luce reperti nuovi per la scienza, nel senso che per la prima volta a Bolca vengono scoperti dei pesci che prima erano sconosciuti a livello mondiale.
Vogliamo ricordare a che altitudine e dove si trova rispetto a Verona questa zona? Allora ci troviamo a circa 700 metri di quota e all'interno di questi strati fittamente laminati si rinvengono piante, pesci, ma anche insetti, recentemente un frammento di un serpente. Vogliamo parlare di qualcosa di specifico, qualcosa che è forse la punta di diamante, il gioiello di questa sala? Beh, la punta di diamante è sicuramente il famosissimo pesce angelo, che è stato rinvenuto in pochissimi esemplari negli scavi sia in Pesciara che sul Monte Postale. E lo vedremo in seguito. Un altro reperto molto interessante e particolare è un'anguilla che si è conservata con il pasto che aveva appena ingoiato. In effetti sulla pancia dell'anguilla si trova e si vede molto chiaramente il pesciolino che aveva da poco ingoiato. Dottor Dozzi, l'abbiamo detto più volte, questo è un museo diciamo sempre in crescita perché molti sono gli scavi sono aperti anche in questi giorni perché comunque si trovano sempre dei nuovi reperti e all'ingresso proprio di questo museo in questo momento c'è questa mostra con gli ultimi gioielli che avete trovato. Esattamente, è una mostra in cui vengono esposti i reperti che abbiamo recuperato negli ultimi scavi eseguiti dal Museo Civico di Storia Naturale di Verona e precisamente nel periodo che va dal 2006 all'anno scorso, al 2010, in cui gli scavi sono stati eseguiti grazie al contributo anche della Regione Veneto. E cosa si può ammirare in queste bacheche che danno un po' il benvenuto a tutte le persone che vengono a visitare questo Museo di Storia Naturale? Allora, reperti stupendamente ben conservati e fra questi ci sono anche reperti nuovi per la scienza come un acanturide che ha conservato nella pancia ancora i resti dell'ultimo pasto, ovvero dei frammenti di corallo. Sì, perché tra l'altro molti sono gli studiosi che ogni anno vengono qui per fare delle ricerche su quelle che sono le nuove specie che ritrovate. Ogni anno sono ospiti del museo studiosi americani e della Russia e in particolare abbiamo un ospite che ormai ci frequenta da oltre 20 anni, che è il professor Alexander Banikov dell'Accademia delle Scienze di Mosca, che ogni anno si ferma per circa un mese a studiare i reperti che noi abbiamo recuperato nello scavo precedente. Questa è una cosa molto bella e molto significativa, vuol dire appunto che l'interesse per questo sito e per questo museo e la continua ricerca è una cosa importantissima per quanto riguarda la divulgazione nazionale ma anche internazionale. Esattamente, noi abbiamo una serie dedicata in cui tutti gli studi che vengono eseguiti sui materiali paleontologici scoperti a Bolca poi vengono pubblicati e queste pubblicazioni poi fanno il giro di tutto quanto il mondo. E anche per oggi siamo arrivati alle battute finali di questa puntata. Io naturalmente in chiusura voglio ringraziare tutte le persone che sono intervenute, voglio ringraziare Provincia di Verona Turismo per l'ospitalità e per la collaborazione naturalmente per tutto questo periodo che passeremo a Verona e in provincia. E alcune informazioni di servizio, voglio ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica se voi volete mettervi in contatto con noi per richiederci qualsiasi informazione oppure per darci dei suggerimenti per le prossime mete di Viaggiando Viaggiando, che è viaggiando@telechiara.it. Voglio ricordarvi anche che anche questa puntata, come tutte le puntate precedenti, fra pochi giorni la potrete rivedere sul nostro canale di YouTube, quindi cliccando su qualsiasi motore di ricerca, Telechiara Produzione oppure il nome e cognome del sottoscritto, quindi Piero Brazzale. Per oggi è proprio tutto, l'appuntamento fra 7 giorni, stessa ora, stessa rete, come di consueto, viaggiate assieme a noi.